I go la 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 la. Sì, ho cambiato la intro. Comunque ragazzi, bentornati in questo nuovo video, io sono Kai. Allora ragazzi, oggi siamo qua con questo nuovo vlog un pochino diverso dal solito. Come potete vedere sono in aperta campagna. No scherzo, sono nel paesino dove abito io. Sì, abito in campagna. In aperta campagna. Solo campi. E qua abbiamo persino un fiume, è l'Adige per chi non lo conoscesse. Per quelli che mi stanno già chiedendo, Kai, ma dove vivi? Sì, abito in campagna, come ho già detto prima. Abito nel Polesano, in provincia di Rovigo, perciò proprio campagna libera, pianura padana qua da noi. Allora, oggi sono qua con questo vlog perché mi avete chiesto in tante di farvi vedere un po' la città, cioè il paesino dove vivo io. Allora vi faccio vedere un breve giretto. Beh, alla fine non c'è molto da vedere oltre il fiume Adige e il campanile che dovrebbe essere da queste parti. Ecco il campanile che mi rompe i coglioni ogni volta che registro un video. Stranamente oggi non ha ancora suonato. Ho le cuffie perché così tipo se passa una macchina posso far finta che sto ascoltando la musica. Cioè io mi vergogno a registrare se non sono a casa mia. Sta passando una macchina. Shish. Stavo ascoltando la musica io. Shish. Insomma 2-3 casette, campi, strada, fiume. Cioè, shish. Alla fine non è un brutto paesino, è tranquillo, calmo. L'unica cosa che non mi piace è che quando piove salta via la connessione e questo mi fa schizzare un po' perché non posso più caricare il video. Raga, mi avete chiesto in tantissimi di farvi vedere il mio paesino. Alla fine, che dire, abbiamo tipo 1000 campi, un campanile, casa mia, altre 3 case, una chiesa e una villa di origine veneziana. Sta morendo di caldo, anche di prima mattina. Ragazzi, questa qua è la villa che vi parlavo prima, questa qua è Villa Grimani, è stata costruita attorno al 1600 da una famiglia veneziana. Kai, smetti, la finita la scuola, basta insegnare. Ok, la smetto. Questa qua che vedete è la chiesa della mia città, come potete vedere dietro c'è il mio amato campanile. Quest'altra invece è la scuola media. Pensate che quando io facevo la terza media c'erano tipo 30 alunni, cioè non per classe ma in tutta la scuola. Beh, normale perché è una sede staccata. Bene, ora torniamo a casa che finiamo il vlog. Eccomi qua ragazzi, sono tornato a casa. Sto morendo di caldo ma andiamo a rispondere un po' alle vostre domande. Nicolò ci chiede: Kai Vlog, raccontaci una tua figura di merda. Allora ragazzi, avete presente quei gruppi di WhatsApp? Ecco, io li odio. Per il semplice motivo perché ti bombardano di messaggi e non sai quale aprire. E ogni tanto quando vado ad aprire questi gruppi vado a confondere un gruppo con l'altro. E là scatta la figura di merda. Diciamo che ho confuso i gruppi e ho inviato cose che non dovevo inviare. Lilian ci chiede: Kai Vlog, come hai fatto a diventare così famoso? Cioè, shish, non sono famoso ragazzi. Diciamo che per avere questa attuale popolarità che ho su YouTube ho dovuto faticare moltissimo. Io non ho iniziato a fare video di Clash proprio agli inizi quando non c'era nessuno che li faceva. Tipo io ho iniziato un anno fa, però praticamente facevo video alla scazzo così quando mi mandava. E solamente nel gennaio del 2015 ho ripreso seriamente a fare video. Ho iniziato a fare alcuni video che sono diventati molto virali, che tipo hanno 200.000 views. E devo dire che i video delle Clan War cinesi sono quelli là che mi hanno portato più iscritti. Se andate tipo a vedere un mio vecchio video che si chiamava tipo come fanno i cinesi a vincere sempre le Clan War, tipo a tipo 200.000 views e un bordello di like. È stato uno dei miei primi video virali. Praticamente sono diventato famoso grazie a questi occhi a mandorla. Mattia ci chiede: quale youtubers ti sta antipatico? Diciamo che non ci sono youtuber in particolare che mi stanno antipatici. È solo che ci sono alcuni che con la loro piccolissima popolarità sfottono in una maniera assurda. Cioè, shish, mi stanno sul cazzo quelli che fanno così. Tipo gente che ha tipo 5.000-10.000 iscritti inizia a fare lo sborone. A prescindere da quanti iscritti uno possa avere, non è che può fare lo sborone solamente perché ha una piccola popolarità. Perché può andare su e andare giù, perciò è sempre meglio essere umili. Ok ragazzi, questo era tutto per il video di oggi, spero che vi sia piaciuto. Come al solito lasciatemi un like e un commento e sotto nei commenti fatemi delle domande, sfide che posso fare nel prossimo vlog, o ditemi cosa volete vedere, tipo farvi vedere il mio gabinetto. No, il gabinetto forse no. Ok, pensateci voi, scrivete. E come al solito ragazzi, lasciatemi un like e un commento e fatemi delle domande qua sotto, sfide per il prossimo vlog. Questo era tutto per il video di oggi, come al solito, e noi ci vediamo al prossimo video.